centro si trasferisse per un qualsiasi motivo ad Alatri, sia pure per poco tempo, e gli capitasse di percorrere le sue viuzze, i vicoli e le scalette dei vecchi quartieri, rimarrebbe entusiasta, ma non potrebbe mai immaginare quante pagine di operosità, di bontà, di affetto per quei rioni, di sacrificio per la vita giornaliera abbiano scritto i nostri anni. In una vita di duro lavoro. Alatri allora era ricca, cara e vecchia Alatri. Ti ricordo quando, bambino, allontanandomi da casa, andavo giù alle piagge a far visita alla mia nonna materna. Mi aggrappavo alle pieghe della tua nonna ed essa mi teneva buono, regalandomi una meluzza raggrinzita. E correvo giù e su per la discesa che porta alle catene di Sant'Andrea. Sentivo la strana musica delle tesserette che con abili colpi di braccia facevano sbuzzare la spola, producendo quel caratteristico tric-trac che si ripeteva in ogni casa. Tanti erano i telai di allora. Vedevo la chiesa di Sant'Andrea, la vecchia chiesa di Sant'Andrea, distrutta dal terremoto. Là si era sposata mia mamma. Vi cresceva dentro, tra ruderi ed erbacce, una pianta di mandarino della quale noi bambini andavamo a cogliere di nascosto i frutti acerbi, quasi rappresentasse ardua impresa infilarsi tra le poche assi di legno messe lì per impedircene l'ingresso. E più giù una torre alta, senza tetto, i caseggiati bassi ed irregolari, illuminati dalla mattina alla sera, fin quando il sole se ne andava con il colore a rosa, ammonuti, qua e là, tianelle allineate, pronte ad essere passate alla fornace il giorno dopo per la cottura. E più giù ancora l'arco di Porta San Nicola, dove si sentiva il rimbalzo del martello con il quale Pastrane affinava il cuoio per isolare le scarpe. Poco distante, i ruderi del convento di Sant'Angelo, fermati nel tempo dalla macchina fotografica di Alinari. Una vecchia piccola stava per cadere. È quella di allora, quando sembrava che a reggerla in piedi fosse quella bella colonnina a spirale, quasi temesse di crollare. E risalendo verso la Trinità, vedevo a sinistra il vicoletto di Maruccetta, con il piccolo vignale fatto di toghe di botte, e lassù la finestrella di Ninda, con i bianchi panni stesi al sole, e oltre al di sotto di quel lungo muro, costruito su massi ciclopici, la verde valle rosa. Un fiume correva serpeggiando alla ricerca delle pale dei vecchi mulini ad acqua che ci davano la fragrante farina bianca e rossa. Ricordo la caraca che il vecchio banditore gli annunciava l'arrivo delle sarde portate da Sbaraglio, facendo precedere i suoi accorati gridi dal suono di una trombetta. In un angolo, al sole, davanti alla casa, zia Enrichetta girava la ruota del tradizionale mangaro per preparare i fusi del teatro. Lo girava con tanta pazienza e con tanta religiosità e pensava anche
alla mezza lira che avrebbe guadagnato per poter acquistare la pagnotta di pane o il saporito pullone. Là, in via San Silvestro, stese al sole da Peppino gli Spaccatore, le tante matasse di cotone tinte in blu aspettavano di trasformarsi in tovaglie o in grembiulini per bambini, sui quali avrebbero fatto spicco un fiocco bianco o rosa per il primo giorno di scuola. Dopo averle scarnite con la sgordia, Vincenzo Tippi allineava al sole le doghe di castagno per farne barili e bordi, e già pensava al guadagno che ne avrebbe avuto alla fiera in prossimità della vendemmia. Ricordo sempre con tanta nostalgia la vecchia processione di Venerdì Santo. Sentivo allora gli stridui cori popolari di Santa Lucia, di San Silvestro, di San Lorenzo, la catena strascinata da Ionia, il lamento delle chiedonne dai piedi scalzi, il simulacro del Cristo morto e l'acre odore di pece, le faville delle torce sprizzate che rendevano rossi gli occhi dei cavalli infiocchettati e portati a capezza da Gerardo Perpalino, da Lizzino. Nei cantorcelli, le venditrici di untini, i frutti maledetti, perché tradirono Gesù Cristo nell'orto del vino. Alla piazzetta di Santo Stefano, là dove giocavamo il ciui-ciui, correndo in punta di piedi sui ciottoli che ne formavano il piancito sconnesso, sedevano le vecchiette al sole, in attesa che suonasse la campana per il Santo Rosario. Ricordo ancora il rame scintillante, prontato, con aceto e cene, che formava un tesoro della nostra casa, specialmente nei giorni di Pasqua. Tutto quello è un ricordo insieme a tante altre cose, è una fiaba che oggi si racconta, iniziando con il c'era una volta, spariti gli ori, le belle collane di corallo rosa venato, i famosi panni neri, le cotonine, i bellissimi ferri battuti, le terracotte, la pace di allora, impolverati i pochissimi telai rimasti in giro. È rimasto qualche canto riesumato con un pizzico di buona volontà, canto nato dal buon umore dei nostri anni, che ripagavano le pesanti ore di lavoro con un sano tempo libero e con un buon bicchiere di vino che faceva cantare stornelli. Poche case rabberciate, con le vecchie tegole muschiate, attendono anche esse la loro fine, pur se ora sembra vogliano fermare tutto a protezione del nostro simbolo, Cipro, che sta lì nei secoli, a raccomandare che i valori tradizionali di cui siamo custodi vanno custoditi e difesi con il concorso ed il rispetto di tutti noi alla Tresi. È di Flavio Fiorelli. Dopo un attore so che figura possa fare io. Grazie per la collaborazione. E adesso io intanto fare qualche cosa, poche notizie.
predisposto per questa sera con i ragazzi, i simpatici ragazzi del gruppo Aria di Casa Nostra. Non vi aspettate certamente un concerto con voci educate, voci di professionisti, no. Accettatele così come si cantavano una volta, e tra poco avete anche un'altra prova, come si cantavano una volta queste storielle, questi canti della campagna, del pane, della casa. Ed è stato possibile oggi disporre della musica e dei versi di questi canti antichi grazie alla buona volontà di alcuni professori come Profeta, come Carpitella, come Cornioli, come Trepi, gente che ha girato i mercati, ha girato le campagne e ha fatto una raccolta di tanti e tanti canti, soffrendo anche nel sapere interpretare quelle che erano le parole che si pronunziavano in dialetto. Il maggior autore di questa iniziativa nel Lazio è stato Domenico Carpitella di Pontecorvo e ha raccolto tanti e tanti canti in un volumetto che è stato ristampato dal senatore Giacinto Pinnocci quando era presidente dell'ente provinciale del turismo. E non posso dimenticare che la cucina ciociara non si può dissociare dai canti della campagna, è tutta una cosa. Ed allora abbiamo avuto anche un altro presidente dell'ente provinciale del turismo di Aladri, Paride Patrocci, che ha curato tutte le ricette della cucina ciociara, distribuendole anche fattisibili all'estero, anche all'estero. Grazie a tutti e voi, perché evidentemente oggi non potremo disporre. I canti sono stati presentati nel 1934 al Congresso Italiano del Folklore a Trento. E chi è che ha fatto questa raccolta, che l'ha presentata e commentata? È stato il compianto maestro Luigi Colacicchi di Aladri, al quale però sono sfuggite, non so se volontariamente, le canzoni dialettali di Aladri, perché mentre noi stiamo parlando quindi al 34, ma le canzoni di Iuccia, le canzoni della Cepolla, della Tesserella risalgono al 1901, quindi il maestro Colacicchi non avrà avuto possibilità di sapere di queste cose, quindi non figurano in questo libro. Noi adesso le cantiamo, le canteranno questi ragazzi. Ripeto, sempre questi ragazzi si sentono un poco da frelagati, in dialetto, hanno un po' di timore, si sa che cosa credono di dover fare, niente, poco, è una cosa molto semplice, così semplice come lo era una donna, Lucia Risi, chiamata la Cenese, che era affittata dai commercianti perché andasse a cantare qualche canzone, come faremo vedere adesso, in maniera di attirare i clienti a comprare anche qualche pezzo di stoffa o qualche fianella o qualche piatto, e affittavano e hanno dato il loro compenso. Io vi ho fatto distribuire un fascicolo
se andate dalla terza pagina, ve lo dico immediatamente, c'è una figura che ritrae una ciociara, è un dipinto di Barbi del 1901, poi c'è una stampa, sempre fotocopia, del 1800, poi c'è una regina, guardate un po' quella donna con la bocca al lato, se non è veramente una regina, con quante religiosità indossa questi costumi, come anche il sorriso delle tesserelle mentre stanno lavorando. E ancora Vincenzino Chiapparolo, quello che con un sorso trasportava una conca di acqua dalla fontana alla casa. Questo qui c'è poi il pellegrinaggio a Valletegra, le donne che andavano a fare visita alla Santissima Ternità, dicono in dialetto, Ternità, la Santissima Ternità. Poi c'è ancora la cinese Lucia Risi, è quella che cantava con un compenso. Poi c'è quello che sta facendo una serenata alla fidanzata. Poi c'è ancora un altro che sta cantando uno stornello al dispetto. E poi ci sono gli ammentatori, quelli che cantano senza sapere né le parole né le note, cantano tanti per dire aumentano. Le canzoni che noi abbiamo scelte sinceramente le cantate, riconducetevi un po' sui quante e mentre cantano voi leggete e capite veramente qual è il significato di queste parole. Io vi auguro buon divertimento, non vi annoiate perché c'è la canzone bella, la canzone dolce, la canzone cattiva, la canzone truculenta, sono diverse canzoni che trattano dal fidanzamento allo sposalizio, alle delusioni amorose della famiglia e poi alla concordia. La concordia che noi auguriamo a tutti quanti voi. È un giovane che dirige i suoi compagni. Io lo chiamo Muti. Il gruppo folcloristico Aria di Casa Nostra.
marita. Sinistra la testa rossa quando cammina conosci guarda di Maria Nicola. Ma sommissa la vesta rossa quando cammina Maru conosco guarda di Maria Nicola. Maria Nicola mea chi te l'ha fatto fa in una bella puta gona te pudivi marita. Maria Nicola mea chi te l'ha fatto fa in una bella puta gona te pudivi marita. Si mi sarà negli dito vattene frega di che il marito guarda di Maria Nicola. Ma sommissa negli dito che non frega chi me marito guarda di Maria Nicola. Maria Nicola mea chi te l'ha fatto fa in una bella puta gona te pudivi marita. Maria Nicola mea chi te l'ha fatto fa in una bella puta gona te pudivi marita. Oh, kumara non tassura, oh, kumara non tassura, oh, kumara non tassura, cavassi guai. Cavassi guai Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. Cavassi guai Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. I tu porta la zappa, i tu porta la zappa, i tu porta la zappa, la figliumena. la figliumena Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. la figliumena Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. Isso ci fa male di su, isso ci fa male di su, isso ci fa male di su, facci l'ombrella. facci l'ombrella Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. facci l'ombrella Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. L'ombrella ce la fa, l'ombrella ce la fa, l'ombrella ce la fa, la faccia gialla. la faccia gialla Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. la faccia gialla Felici Mariola, oh, Raffaele, dacci la barcagnola. Ma non è detto la signora che mannaggia chi sensore chi la pensa l'anzura, che la moglie c'ha da fa, che la moglie è una catena che non si può più scatenare. Poi lì, poi là, mo te racconta come va, poi lì, poi là, mo te racconta come va, quando io ho messi i baffi c'ha bisogno la moglie, non so modi né maniera, che la femmina nascevo. Povere donne, mobili buci la notte non dormono, mobili buci, mobili guai, povere donne non dormono mai, poi lì, poi là, senza moglie in se può sta, poi lì, poi là, senza moglie in se può sta, che è giunta primavera, ogni c'è chi fa il nido, ogni donna vuole marito, ma non ci si può negare, poi lì, poi là, mo te racconta come va, poi lì, poi là, mo te racconta come va.
pizzicato la tarantella a te, dove la pizzicato.